Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Come nasce quest'opera sulla storia della diocesi di Padova? In occasione dell'anno della fede abbiamo presentato in una trentina di paginoni alcune suggestioni, alcuni spunti sulla storia della diocesi, partendo appunto da San Prosdocimo, che è il protovescovo padovano, fino a Girolamo Bortignon, che è il vescovo del Concilio. In questa occasione abbiamo pensato di raccoglierli in un file e di proporli per una durata non effimera come quella del giornale, ma per poter costituire una suggestione continua per chi vuole approfittare, per chi vuole avere occasione per conoscere i personaggi e le opere d'arte legate a questa storia. Come nasce questa performance? Ma nasce dal fatto che Lorenzo Brunazzo, per rivisitare la storia padovana, aveva bisogno di trovare, possiamo dire, due grossi personaggi da far dialogare in maniera efficace tra di loro proprio sulla fede e sulla storia della diocesi. E quindi ha scelto il Barbarigo in concomitanza Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo, proprio qui nell'Ateneo Patavino. E a questo punto è venuto un po' da sé il fatto che, dal momento che il Barbarigo si era opposto al fatto che si laureasse in teologia, ma aveva concesso la laurea in filosofia, è stata un'occasione per riflettere non solo sul ruolo e sulla storia della diocesi di Padova, ma anche sulla presenza delle donne all'interno della vita del cristianesimo. Una donna molto equilibrata, perché persegue la sua affermazione personale, ma nello stesso tempo si pone delle domande molto profonde e cerca di esprimere al meglio, diciamo, le sue potenzialità, sempre nel rispetto anche dei suoi valori e di quello che le viene insegnato. Quindi una gran donna. Noi abbiamo pensato, appunto nell'anno della fede, di percorrere questo passato, questo cammino, così si intitola lo speciale, Cammino della Chiesa di Padova, in 27 tappe. 27 tappe che sono anzitutto, poiché volevamo fare le cose serie, come ha detto Guglielmo, sono raccontate da 3 storici significativi. Il primo, che ha toccato i primi 5 capitoli, che sono anche quelli più difficili da prima del cristianesimo fino ai Longobardi, è stato trattato da una firma che voi conoscerete sicuramente, Monsignor Claudio Bellinati, che è direttore emerito della Capitolare di Padova e ha tante altre cose. A lui è stata affidata la parte più delicata, nel senso che è il periodo in cui si hanno meno documenti e in cui è più facile lasciarsi andare, non dico alla fantasia, ma alle interpretazioni. Credo che lui fosse la persona più qualificata proprio per i 50 anni trascorsi, di me forse anche più, visto che quest'anno compie 90 anni, i decenni trascorsi tra le carte, negli scavi archeologici per trovare interpretazioni, certe volte anche coraggiose, di questi capitoli della nostra storia. La parte più corposa è stata invece affidata a Don Stefano Dal Santo, che è docente di storia della Chiesa qui alla Facoltà Teologica. Lui è uno studioso soprattutto del Cinquecento. Devo dire che ha avuto un dono importantissimo per un giornalista, quello della sintesi, della capacità di raccontare con molta semplicità ma con molta serietà alcuni momenti importanti che vanno appunto dai Franchi fino alla caduta della Serenissima. L'ultima parte, quella più complessa perché si aggancia immediatamente ai giorni nostri, è stata affrontata da Monsignor Giossa, che è l'attuale direttore della Biblioteca Capitolare, un'altra firma importante, ecco, della storia della diocesi padovana. Di più nella storia della diocesi sia sicuramente San Gregorio Barbarigo, il vescovo santo, l'unico vescovo santo, a parte quelli delle origini, insomma, che ha segnato nella seconda metà del Seicento profondamente
anche se era passato un secolo, ma di tradurre finalmente in cose reali, in impegni reali il Concilio di Trento, nella sua parte costruttiva, nella sua parte che contribuisse a fare una Chiesa autentica e non in quella distruttiva, appunto, che si contrapponeva alla Controriforma. Il problema era trovare il secondo interprete, il secondo interlocutore. Avevo pensato all'inizio a San Prosdocimo, visto che non abbiamo problemi temporali, per cui potevamo fare appunto che dialogasse con il fondatore della Chiesa padovana, anche se un fondatore leggendario dettato dalla tradizione più che comprovato dai fatti. Però ci sembrava così un po' strano. Allora mi è venuto in mente che nella vita di Barbarigo c'è un fatto abbastanza singolare. Nel 1677, mentre lui era a Roma, è stato interpellato per avere il permesso di conferire la laurea alla prima donna laureata nel mondo, che è la veneziana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Lui non ha dato il permesso. Non ha dato il permesso perché c'era un problema reale, cioè che una dottoressa in teologia era tenuta anche a insegnare teologia e questo non era consentito a quel tempo, anche su indicazione di San Paolo. Per cui si arriva a un compromesso, insomma c'è un po' di baruffa tra il padre della Elena e l'entourage della curia, insomma decidono alla fine di conferire la laurea. Sarà la prima donna laureata al mondo nel 1678, ma laureata in filosofia, non in teologia. Ecco, ci sembrava che questo potesse essere uno spunto interessante per immaginare, cosa che non è mai avvenuta, uno scambio epistolare mentre il vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo, era a Roma per assistere il pontefice che era appena stato eletto e ci resterà fino al febbraio 1680, e questa neolaureata, prima laureata al mondo, che dopo essersi laureata appunto a Padova, nella cattedrale gremita, si viene a trasferire nel palazzo del bisnonno, che era appunto il palazzo Cornaro, dove adesso c'è l'Odeo Cornaro davanti al santo. Lei era tra l'altro un'oblata. La grande navata della Basilica di Santa Giustina è immersa nel silenzio